5 stelle vedrai, ci vediamo tutti insieme al Pol Bar. Oh, il mio amico fa il Lello Fada, un primo allello, perché signori il Lello è il DJ più famoso della Sardegna, facciamo un applauso a Lello! Lello Fada quest'anno, oltre ad essere il sabato, poi alla sesta di Alghero, vogliamo dire, sarà anche in giro quella per la Sardegna insieme a me, quindi povero Lello Fada, insieme a me e a tutti i miei amici che fanno spettacolo come me. Ma a proposito di Alghero, approfitto prima di presentare questo signore a ricordare e dare un saluto a tutto Alghero e soprattutto al signor Massimo Maltana del Tro. Ciao Massimo! Signori, con noi Mr. Giangiuliangelo Delipe! Buonasera, Giangiuliangelo. Scusi, guardi, bene. Se fate un piano un po', a parte sto fumo, fate un piano, ragazzi, tutti su con le mani, salutiamo Giangiuliangelo. Grazie. Infatti, i fan di Giangiuliangelo Deliperi che sono arrivati da tutto il mondo a livello mondiale nel mondo, perché mi conoscono ormai in tutto il mondo. Infatti volevo salutare tutti i miei fans, Ragazzi, i fan! Grazie. I fan di Giangiuliangelo. Bene, benissimo. Li ha portati appositamente? Certo, all'ultima sfilata che ho fatto in Giappone. Perché si è portata tutta Angela Dance in Giappone, lei? Certo, loro mi seguono ormai in tutta la tournée a livello mondiale nel mondo. Ma cosa sta dicendo? Quello che ho detto. Ma cioè lei mi sta dicendo che Angela Dance... E loro mi intermezzano nelle sfilate, perché sai, io faccio anche 3, 4, anche 5, a volte anche 7 sfilate in un giorno. 7 sfilate in un giorno? Pensi che la settimana scorsa di lunedì ero alle 3 a Hong Kong, alle 4 in Tunisia, alle 5 a... dov'è? Ah no, alle 5 ero libero, alle 6 sono andato ad Amsterdam, alle 7 sono andato a Parigi, che un mio amico stava un po' così, mi ha detto vieni Giangiuliangelo, ci beviamo una cosa, va bene. Lei mi sta dicendo, come può essere uno dei pomeriggi in un posto, da un'altra parte del mondo, ma cosa mi sta dicendo? Poi alle 5 libero. Alle 5 ero libero perché mi facevano male i piedi, sa come faccio le sfilate io. Musica Lello! Vai Lello Fada, DJ! Lello vai, qui dicono, altro che Giangiuliano vai. Lello mi segue ormai in tutto il mondo, a livello mondiale nel mondo. Ascolti, io guardi, ne parlavo poi poc'anzi con il nostro direttore, il nostro art director del programma, sì. Mi diceva, visto che lei comunque fa sfilate nel mondo, in tutto il mondo, a livello mondiale, ci chiedevamo se... Cosa sta facendo? Ci chiedevamo se lei riuscisse, che so, anche a sfilare con quello che è l'inno poi del Pol Bar 2006-2007. Vai Lello Fada, certo, vai, qualsiasi cosa. Vai. Qualche cosa che poi non è forse realtà, nelle case della gente che è differente, ci vediamo insieme al Pol Bar, con voi, questa festa non finirà mai, guarda il cielo se vuoi, 5 stelle vedrai, anche Ladies and gentlemen, Giangiuliangelo Deliperi. Grazie. I fans, adesso devo andare a una sfilata importantissima. State qua con noi, non c'è problema. Importantissima. Dove? Dico dove? Non lo so, me la devono ancora dire, però so che è importante. Ma sì, scusi, lei non sa dove... Sì, penso che sia a New York, perché lì sta uscendo il mio libro. Ho scritto un libro da poco, perché io voglio che quando vuoi trasmettere delle emozioni bisogna sempre prima provarle. Quindi le metti su carta, le rileghi, gli fai una bella copertina, gli metti un titolo e va.
E vai il titolo. Va. Devo andare. Gian Giuliangelo. Deli Peni, arrivederci. Grazie ragazzi, grazie.